Ciao ciao bambini! Anche oggi una storia per voi. Buon ascolto! Filo magico. In un freddo pomeriggio, in una piccola e fredda città dove tutto era bianco di neve o nero per la fuliggine dei camini, Annabel trovò una scatola con dentro un filo di tutti i colori. Così andò a casa e con i ferri si fece un bel maglione. E quando Annabel ebbe finito, le avanzava ancora del filo. Quindi fece un maglione anche per Mars, ma avanzava ancora del filo. Quando Annabel e Mars uscirono a fare una passeggiatina, Nate li additò ridendo e disse: Siete ridicoli! Sei soltanto geloso, disse Annabel. No, che non lo sono! Rispose Nate. Invece lo era. E anche dopo aver fatto un maglione per Nate e per il suo cane e per sé e per Mars, Annabel aveva ancora del filo. A scuola i compagni di classe di Annabel non facevano che parlare del suo maglione. Silenzio! Urlò il maestro Norman. State zitti! Annabel, il tuo maglione è una terribile distrazione. Non riesco ad insegnare e tutti si voltano a guardarti. allora farò un maglione per ognuno, Disse Annabel. così non si volteranno più. Impossibile! Non puoi farcela! Invece ci riuscì. Fece maglioni per tutti, anche per il maestro Norman. E quando ebbe finito, Annabel aveva ancora del filo. Fece maglioni per la sua mamma e per il suo papà, e per il signor Pendleton e per la signora Pendleton, e per il dottor Palmer e per il piccolo Louis. Fece un maglione per ciascuno, tranne che per il signor Crabtree, che non indossava mai maglioni né calzoni lunghi e se ne stava in pantaloncini nella neve fino alle ginocchia. Niente maglioni per me, grazie! Confermò il signor Crabtree. Allora, per il signor Crabtree, Annabel fece un berretto e le avanzò ancora del filo. Fece maglioni per tutti i cani e tutti i gatti e anche per gli altri animali. Presto, pensava la gente, presto Annabel finirà il filo. Invece no. Annabel fece maglioni anche per gli oggetti che non indossavano maglioni. E le cose in quella piccola città iniziarono a cambiare. Si sparse la voce di questa straordinaria ragazza che non finiva mai il filo. Arrivarono persone da tutto il mondo per vedere i maglioni e per stringere la mano ad Annabel. Un giorno un arciduca che andava pazzo per i vestiti attraversò il mare e chiese di incontrarla. Ragazzina, Disse l'arciduca. vorrei comprare quella prodigiosa scatola di filo. Sono disposto ad offrirti $1.000.000. No, grazie. Rispose Annabel, che stava facendo un maglione per un camioncino. I baffi dell'arciduca fremettero. 2 milioni! Annabel scosse la testa. No, grazie. 10 milioni! Gridò l'arciduca. Prendere o lasciare? Lascio. Disse Annabel. Non venderò il filo. E non lo fece. Quella notte l'arciduca assoldò 3 ladri perché entrassero nella casa di Annabel e i 3 ladri rubarono la scatola
e la portarono all'arciduca, che se ne andò in mezzo alla neve e si imbarcò sulla sua nave. Per fare ritorno al suo castello, mise la sua canzone preferita e si accomodò sulla sedia più bella. Poi prese la scatola, sollevò il coperchio e guardò dentro. I suoi baffi fremettero e tremarono e vibrarono. L'arciduca scagliò la scatola fuori dalla finestra e gridò: Ragazzino, io ti maledico con la mia maledizione della mia famiglia. Tu non sarai mai più felice. Invece non fu così.